L'immagine che vorrei dare è di una barca che sta correndo sul fiume Niagara. Tra un po' ci sono le cascate, nel senso che se noi non riusciamo ad attrarre giovani capaci dentro le nostre pubbliche amministrazioni e fare svolgere tutte quelle funzioni che gli domandiamo, non avremo più nessuno. L'immagine è eloquente e racconta di una pubblica amministrazione sull'orlo del baratro, questione di risorse non solo economiche ma anche umane, come ribadito da IFEL, braccio statistico di ANCI, l'associazione dei comuni. L'età media dei dipendenti è superiore ai 55 anni, sono pochi anche rispetto ai confronti europei, sono troppo pochi, in Veneto sono anche meno che in altre regioni d'Italia e dunque siamo all'emergenza da questo punto di vista. L'altra questione riguarda i conti dei municipi. 1 su 10 a livello nazionale è in dissesto finanziario, nessuno di questi in Veneto, eppure i tagli ai trasferimenti dallo Stato continuano a essere lineari. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, torna su un tema caro. La questione settentrionale non significa una contrapposizione nord-sud o un togliere delle risorse ad altre regioni dell'Italia. Io credo che non possiamo più accettare che comuni che sono da sempre stati con i conti in ordine, attenti, virtuosi e sensibili a quello che è il risparmio, oggi si trovano a dover chiedere ulteriori sacrifici alle nostre popolazioni. Inevitabile guardare alla nuova legge di bilancio con un giudizio di fatto sospeso sull'operato dell'esecutivo, almeno in materia di enti locali. Ovviamente ci mettiamo anche nei panni del governo che deve fare i conti con un periodo complicato, la coperta è corta per tutti e quindi non possiamo chiedere i miracoli, però possiamo chiedere la meritocrazia, cioè chi si è sempre comportato bene oggi non sia chiamato a fare ulteriori sacrifici, anche perché i margini sono davvero ridotti rispetto ad altre realtà che magari invece nel tempo non sono stati così attenti e scrupolosi.